Tamponi eseguiti dal 1 giugno a oggi dicono che il Covid-19 colpisce meno e con minore intensità. Il virus si sta spegnendo, afferma il coordinatore delle microbiologie del Veneto Rigoli. Se il governo convoca l'Election Day il 27 settembre, io convoco le elezioni per il 20, non spreco 14 milioni di euro dei nostri cittadini. Il presidente Zaia torna a parlare del voto nel suo consueto punto stampa. Venezia continuano le polemiche sulla realizzazione dell'inceneritore di Fusina, alimentarle anche il provvedimento che proibisce la raccolta firme contro l'opera in alcuni parchi pubblici. Vogliamo il permesso di soggiorno nella giornata mondiale del rifugiato, la manifestazione di lavoratori extracomunitari davanti all'ufficio immigrazione della Questura. Inaugurati in via Costa a Mestre 2 appartamenti che saranno assegnati a padri separati in difficoltà economiche. Soddisfatto l'assessore Venturini, diamo una risposta a un'emergenza sociale. Dopo la denuncia di un residente di Villaggio Laguna per il degrado in piazzale Zendrini, immediata la replica del presidente di Ater, Raffaele Speranzon. Venezia celebrerà domani ai Remi la ripresa post-pandemia con la Bogada della Rinascita. Ci si attende di superare le 100 imbarcazioni. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dal report della Regione sui contagi di questo pomeriggio, dopo che quello della mattina aveva fatto segnare un +3 sia tra i contagi che tra i decessi. Dalle 8 di questa mattina si è registrato un unico nuovo contagio nel Bellunese, nella fattispecie. I decessi dall'inizio dell'emergenza sono 2002, 896 le persone ancora in isolamento domiciliare. Da questa mattina, come detto, i decessi sono 0 rispetto appunto al dato che era stato fornito questa mattina presto. È uno studio di cui la comunità scientifica dovrà tener conto, quello presentato oggi invece dal coordinatore delle microbiologie del Veneto, Roberto Rigoli, al punto stampa del presidente Zaia, e da cui emerge, dice, che il Covid si sta spegnendo. Noi abbiamo pochissimi positivi rispetto al periodo passato e di questi positivi iniziamo a porci il problema se sono veramente positivi o sono dei falsi positivi, e questo dà il segnale che il virus sicuramente si sta spegnendo. Non più uno squalo, per usare le parole del presidente Zaia, ma un pesciolino. L'esame dei tamponi eseguiti dal 1 giugno a oggi dice che il Covid-19 ha perso di aggressività e di capacità di attecchire. Prova ne è che in un contesto a rischio come l'ex caserma Serena di Dosson il contagio si è fermato a 2 soggetti. Il virus è meno virulento e lo vediamo, cioè è una cosa talmente lampante, non abbiamo più pazienti che arrivano ricoverati. Sicuramente circola meno probabilmente anche per quello che abbiamo fatto tutti quanti. Su 60.000 tamponi solo 210 positivi, e di questi solo in 11 casi rintracciarlo in laboratorio è stato possibile entro i cicli di cosiddetta amplificazione del virus normalmente previsti. Per gli altri la ricerca è stata molto più difficoltosa e questo, secondo il coordinatore delle microbiologie del Veneto Rigoli, spinge a riconsiderare l'effettiva positività e soprattutto la contagiosità di questi soggetti. Riteniamo che probabilmente alcuni pazienti a cui noi diamo un risultato positivo in biologia molecolare al tampone, questi potrebbero non essere infettanti e potrebbero avere dei virus morti o dei pezzi di virus. Tracce rimaste a livello cellulare non più attive, dati preliminari, sottolinea Rigoli, da consolidare, ma di cui il Veneto è in possesso e il mondo scientifico deve tener conto e che permettono una possibile lettura dei prossimi mesi. Ci sono 3 possibili cose che succedono. Una, torna virulenta come prima, ma questo mi pare abbastanza difficile. 2, torna come è successo per l'H1N1 e come altri virus che sono diventati tra virgolette buoni, che fanno parte dei normali virus influenzali che tornano ogni anno. 3, potrebbe non tornare e seguire la strada della SARS, che tra il 2003 e il 2004 ha fatto quello che doveva fare e poi è scomparso. Novità sono in arrivo infine anche sul fronte della diagnostica. Si sta sperimentando un test multiplo per il prossimo inverno in grado di distinguere tra Covid e influenza stagionale.
E al consueto punto stampa il presidente Zaia è tornato sul tema delle elezioni e dell'Election Day. Se il governo lo convoca il 27 settembre e io convoco le elezioni per il 20, dice, non spreco di certo 14 milioni di euro dei nostri cittadini. Dopo le dichiarazioni del dottor Rigoli sulla perdita di potenza del virus ad oggi, il presidente Zaia è tornato ad affrontare il tema delle mascherine. Il tema non è esorcizzare la mascherina e metterla sul banco degli imputati, il tema è di dire che la mascherina per un po' di tempo ce la dobbiamo avere in tasca, in borsa, da qualche parte. Se c'è un minimo di assembramento, indossiamola. Se riteniamo che il luogo nel quale stiamo andando abbia necessità, cioè, se noi entrassimo in un ambiente dove c'è polvere in sospensione, ma c'è qualcuno che sta facendo spolverando, non so, c'è qualcuno al compressore che soffia uno scantinato e avete la mascherina del coronavirus, voi cosa fate? Ve la indossate e dite vabbè non sarà coronavirus ma mi riparo. Considerate che poi diventerà un elemento che utilizzeremo, no? Anche perché avremo una cultura rispetto all'assembramento che è diversa rispetto a quella che avevamo prima. Intanto continua la polemica tra Roma e Zaia sulla data delle elezioni. A tutt'oggi il governo italiano non ha fissato la data delle elezioni, questo deve essere chiaro a tutti. C'è la finestra ma non la data specifica al presidente, che ribadisce quanto sia fondamentale l'Election Day. Se il governo mi convoca l'Election Day il 27, vuol dire che io spreco 14 milioni di euro, non approfitto dell'Election Day, perché vi ricordo che l'Election Day che vuole fare il governo ci vuole mettere il referendum. Quindi non sarà solo un election day regionali e quel po' di comuni che andranno a votare, ma sarà un election day per tutti i comuni e per tutti i cittadini, perché c'è il referendum. Quindi per onestà dico che noi auspichiamo che l'election day sia il 20. Ovvio che se questi ce la mettono il 15 di dicembre, noi a questo punto convochiamo il 20 di settembre. A Venezia intanto continuano le polemiche sulla realizzazione dell'inceneritore di Fusina. Ad alimentarle anche il provvedimento che ha proibito le raccolte di firme contro l'opera in alcuni parchi pubblici. Il tema è di quelli che tengono banco, ma su dove si debba o si possano organizzare iniziative di confronto su un progetto discusso come il nuovo impianto di termovalorizzazione di Fusina è polemica, dopo che il servizio tecnico e amministrativo dell'istituzione Bosco e Grandi Parchi, ente controllato dal comune, ha negato la possibilità di raccogliere firme contrarie all'impianto per bruciare combustibile da rifiuto e fanghi essiccati nei parchi di San Giuliano e della Bissuola. In questi anni purtroppo la possibilità di confronto dei cittadini è diminuita, quindi è un leitmotiv di questa amministrazione. Pensiamo all'eliminazione delle consulte, anche quella sull'ambiente che sarebbe stata importantissima in questo caso, così come gli spazi dedicati agli incontri dei cittadini. Adesso si negano addirittura le raccolte firme all'esterno. Questo è inaccettabile. I cittadini hanno diritto di poter raccogliere le firme e presentare le proprie istanze. Sarebbe necessaria una nuova amministrazione che ascolti i cittadini e condivida le scelte. Il permesso a raccogliere firme contro l'inceneritore di Fusina è stato negato per l'argomento di natura politica e la concomitanza con il periodo elettorale. Contro il progetto si sono schierate diverse associazioni e la municipalità di Marghera ha promosso diverse iniziative di confronto, alle quali però non si sono visti rappresentanti dell'amministrazione comunale. Sin dall'inizio ha promosso iniziative di confronto con i cittadini, organizzando 2 incontri a Malcontenta per parlare direttamente, quando il comune non si è minimamente mostrato attento a una discussione né con la municipalità e tantomeno con i cittadini. Non si è mai presentato e non abbiamo mai potuto discutere. Ora che i cittadini chiedono di poter dire la loro e raccogliere le firme, riteniamo che sia veramente folle questo atteggiamento, che invece debba essere completamente cambiato con un nuovo modo, anche coinvolgendo le stesse municipalità. Vivono e lavorano in Italia e vogliono diventare cittadini regolari. C'è stata una manifestazione dei lavoratori extracomunitari a Marghera, a 2 passi dall'ufficio immigrazione della Questura di Venezia. Permesso di soggiorno! Permesso di soggiorno! Vogliono essere cittadini regolari, continuare a lavorare e vivere in un paese in cui sono considerati uomini e donne e non braccia. Nella giornata internazionale del rifugiato si sono ritrovati in via Nicolodi a Marghera, a 2 passi dall'ufficio immigrazione della Questura di Venezia.
Le loro richieste partono dall'estensione a tutti i settori delle procedure di emersione e regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari. Si è molto mobilitata la comunità migrante del territorio e moltissimi sono i lavoratori in Fincantieri che saranno costretti a licenziarsi da un contratto a tempo indeterminato per stipulare un contratto falso come lavoro domestico, perché con i permessi temporanei almeno quello permette di ottenere un permesso di lavoro e di non ritrovarsi clandestini tra 2 mesi. Un documento che contiene gli 11 punti della piattaforma rivendicativa della campagna nazionale Siamo qui, sanatoria subito, viene consegnata al viceprefetto vicario di Venezia Sebastiano Cento. L'emersione e la regolarizzazione, dicono i manifestanti, rappresentano un argine allo sfruttamento dei lavoratori e una condizione di sicurezza per tutti. Qui il Comune di Venezia come immigrati siamo numerosi, più di 10.000, però senza permesso di soggiorno sarà sui 500-600. Siamo tanti qui con la famiglia che vivono da tanti anni, vedete anche un po' in scuola che siamo 25-30%, siamo solo noi, allora perché siamo venuti da tanto lontano, poi non è facile che torniamo dietro, allora noi siamo ormai integrati qui in questo paese, questa città, in Venezia, siamo veramente numerosi, comunità bengalese, allora il nostro futuro è qui. Un vero decentramento con un vice sindaco per Mestre e la terraferma e un vice sindaco per Venezia e le isole. L'annuncio è del candidato sindaco Pierpaolo Baretta, che ha parlato anche di rilancio delle municipalità. Le municipalità che compongono il Comune di Venezia rappresentano un valore che l'attuale amministrazione ha svilito e deprezzato. Lo ha affermato Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'economia e candidato sindaco di Venezia, che ha incontrato proprio i consiglieri uscenti delle municipalità, sottolineando il ruolo centrale di queste istituzioni per l'ascolto dei cittadini e l'importanza che dovranno tornare a rivestire in un'ottica di partecipazione e decentramento. È una delle cose più sorprendenti questo aver deprezzato le municipalità, perché una città complessa, così diversa anche come Venezia, ha proprio bisogno di essere governata con l'aiuto del territorio, ma non è solo una questione di municipalità, è proprio uno stile di governo, basta pensare che non c'è l'assessore alla cultura, quindi è un modo di pensare che l'uomo solo al comando risolve i problemi. No, io sono assolutamente convinto che invece bisogna coinvolgere, partire dai territori, dall'associazionismo anche che c'è nel territorio. Secondo Baretta, una buona amministrazione si regge su 4 punti. Un buon sindaco, una buona giunta, un buon decentramento nel quale le municipalità giocano un ruolo chiave e un buon dialogo con il territorio. Io penso a una consulta costante con l'associazionismo del territorio. Attenzione, l'associazionismo è molto vario, c'è associazionismo culturale, bisogna pensare a una produzione industriale in città, c'è l'associazionismo sportivo, ce n'è molto e deve trovare una sintesi, c'è l'associazionismo religioso che è importantissimo per sostenere un welfare e soprattutto le difficoltà del disagio, quindi una vita collettiva che va resa compartecipe delle scelte dell'amministrazione. Dopo la denuncia nel servizio di ieri arrivata da un residente di Villaggio Laguna per il degrado in piazzale Zendrini, è immediata la replica del presidente dell'Ater Speranzon. Io sono una persona molto concreta, per cui quando parlo con cognizione di causa. Ha pestato veramente male stavolta, perché su piazzale Zendrini noi abbiamo fatto, l'anno scorso gli ho abbassato di 1/3 l'affitto ai negozi, che erano anni che chiedevano di vedersi abbassato il costo per la situazione, questo prima del Covid ovviamente, quindi non legato alla situazione di questi ultimi 3 mesi, ma legata alla situazione che più in generale vive quel quartiere. Attualmente pagano un canone di circa il 30% più basso rispetto a quanto pagavano prima. Il presidente dell'Ater non ci sta e respinge al mittente, un residente di Villaggio Laguna e la consigliera comunale 5 Stelle La Rocca, le accuse ricevute in merito alla mancata manutenzione nella zona di piazzale Zendrini. C'è da un lato la verità e dall'altro la menzogna. La verità sono le carte e gli atti. La menzogna sono quelli che vanno a fare le interviste senza sapere di quello di cui parlano. Ecco. E quelli che vengono da me a prendere appuntamenti e ottengono da parte mia rassicurazioni, prima di dire che io non rispetto i patti, che si leggano le cose che mi chiedano e si leggano gli atti che io faccio,
perché questa è una cosa che veramente non accetto. Speranzoni in mano un preventivo di poco più di 58 milioni di euro che prevede una serie di interventi da effettuare in zona. Decisione presa da tempo ma posticipata a causa del coronavirus. Senza contare, dice, che il residente per sua stessa ammissione in una lettera ammette di aver avuto delle risposte. Mi è stato garantito che nel 2020 lui scrive: mi è stato garantito che nel 2020 verranno svolti i lavori di tinteggiatura e lavaggio pavimentazione. Spero che quello che abbiamo discusso venga rispettato. Speranzon conclude: lo faccio non per quel signore lì che a questo punto non ho più piacere di vedere, quindi che non mi creda più, ecco, perché di certo io le promesse le mantengo e quindi entro l'anno certamente verranno fatti i lavori a Piazzale Zendrini per come è stato promesso, e che purtroppo sarebbero già in via di esecuzione se non ci fossero stati 3 mesi in cui è stato tutto bloccato e quindi non abbiamo potuto operare. Inaugurati oggi invece in via Costa a Mestre 2 appartamenti che saranno assegnati a dei padri separati in difficoltà economiche. L'assessore Venturini è soddisfatto, dice: diamo una risposta a un'emergenza sociale sempre più impellente. Quella di oggi è stata una bella pagina di cooperazione sul territorio tra 3 diversi attori: Comune, IPAV e Associazione Nazionale Padri Separati. IPAV in questa maniera ha cercato, attraverso questa concessione di immobili con comodato gratuito per 3 anni rinnovabili, di dare il suo prezioso contributo a una tematica che è davvero una piaga sociale, quella dei padri separati, e che è una tematica che spesso non coinvolge solamente i papà ma anche i bambini. Nonostante non se ne parli molto, le precarie condizioni economiche e abitative di molti padri separati rappresentano un'emergenza sociale dai contorni drammatici. Un aiuto arriva ora dall'inaugurazione di 2 appartamenti delle istituzioni pubbliche di assistenza veneziane in via Costa a Mestre, da dare in concessione a padri in difficoltà dopo la separazione. L'idea nasce da un accordo tra Comune, IPAV e Associazione Nazionale Padri Separati per dare una risposta a un bisogno sociale emergente in Italia e anche a Venezia, e per dare una soluzione temporanea ai padri che si trovano in un momento particolare della loro vita fuori casa, col rischio di dover dormire alle volte in macchina e non avere uno spazio dove crescere e stare coi figli nei giorni in cui i figli sono con loro. E quindi da questo bisogno è nata una risposta di 2 appartamenti temporanei che IPAV ha messo a disposizione gratuita dei padri separati, e il Comune affiancherà con dei progetti di inclusione sociale e percorsi verso l'autonomia. L'intesa riguarda cittadini residenti nel territorio comunale di Venezia che possono essere segnalati anche dal personale dei servizi sociali comunali e che sono chiamati solamente a compartecipare alle spese vive durante il periodo di accoglienza presso uno degli appartamenti. Non è che tu vieni a vivere in questa casa e hai risolto i tuoi problemi, viene accompagnato il padre in questi 6 mesi o 1 anno a poter riavviarsi, a trovarsi un altro domicilio che poi può diventare definitivo, e qui si è solo di passaggio, ma è l'aiuto iniziale che è fondamentale, perché purtroppo i padri separati non dicono neanche in casa ai propri genitori, quindi ai nonni paterni, che si stanno per separare. Sono stati segnalati e denunciati ai carabinieri delle isole vari tentativi di prelievo dai conti correnti di cittadini che, ignari dell'inganno, dovevano incassare dei soldi da alcuni oggetti messi in vendita tramite internet. Non solo non hanno visto arrivare il denaro pattuito, ma si sono ritrovati con tentativi di prelievo dal conto corrente personale mai autorizzati. Ad un anziano sono riusciti a prelevare dal conto corrente personale circa 2.000 euro, con 4 prelievi consecutivi. In un'altra circostanza, invece, il tentativo di truffa è stato sventato direttamente dal sistema del Postmat, che dopo vari tentativi di accesso, andati a vuoto, ha bloccato la tessera automaticamente. Con il lungo lockdown sono aumentate anche a Venezia, centro storico e isole in modo esponenziale le vendite online e di conseguenza anche i tentativi di truffa, purtroppo ai danni dei cittadini. Lo confermano le numerosissime denunce e segnalazioni arrivate ai carabinieri delle isole. L'ultimo caso in ordine cronologico, quello denunciato da un cittadino che aveva messo in vendita una tavola da selfie in carbonio al prezzo di 500 euro. Con uno stratagemma, il suo interlocutore, conosciuto solo al telefono, non solo non ha pagato, ma ha anche tentato di prelevare dal suo conto corrente 250 euro. Immediata la denuncia ai carabinieri.
Tutta la Venice Marathon, di cui è uno dei testimonial più amati e riusciti, e la città di Venezia fanno il tifo per Alex Zanardi dopo il drammatico incidente di ieri. Il campione è ricoverato in gravi condizioni, è in coma farmacologico. Dalla Laguna parte per lui un grande incoraggiamento. Ti aspettiamo presto a Venezia. Della Venice Marathon è sicuramente uno dei testimonial più amati e meglio riusciti. Nelle ore successive al drammatico incidente, tutto il club della Venice Marathon, presieduto da Piero Rosa Salva, ha rivolto un grande incoraggiamento al campionissimo Alex Zanardi. Non si contano le migliaia di messaggi, foto e video che sono stati postati per lui in queste ore, con l'invito unanime: ti aspettiamo presto a Venezia tra noi per abbracciarti di nuovo. Un esempio di forza, di coraggio, di determinazione, che è stato in grado di superare 1000 battaglie e 1000 difficoltà della vita. Ci auguriamo tutti che possa vincere anche questa dura, terribile battaglia. Forza Alex, siamo tutti con te. Anche il governatore Zaia ha voluto esprimere il suo sostegno. Lui è una fibra forte, spero che ce la faccia. Penso che sia un in bocca al lupo collettivo. Penso che non ci sia un cittadino italiano che non provi simpatia per Alex Zanardi. L'assessore comunale Venturini ne ha ricordato il messaggio per uno sport più inclusivo a Venezia. Ciao Alex, tutta Venezia sta facendo il tifo per te. Nella tua vita hai avuto un sacco di occasioni per dimostrare la tua resistenza, la tua capacità e la tua forza. Questa è l'ennesima prova che hai davanti. Mi raccomando, torna a stupirci, torna a Venezia e ti aspettiamo a braccia aperte. L'ultimo ad averlo a lungo intervistato pochi giorni prima dell'incidente è stato il giornalista Claudio Rigoni, grande esperto degli sport paraolimpici e amico di Alex, che alle nostre emittenti racconta. Ci ha insegnato a non mollare mai, diceva mi spinge la curiosità. Ecco, questa è una forma di motivazione straordinaria che l'ha portato a diventare uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi e non solo italiano. Venezia celebrerà domenica ai remi la ripresa post pandemia, è in programma infatti la Vogada della Rinascita. Venezia riparte così, ai remi. Ecco il senso della Vogada della Rinascita, che si terrà domenica mattina con ritrovo delle imbarcazioni alle 10:15 nella Darsena Grande dell'Arsenale. Partenza alle 11 e prima tappa di fronte all'ospedale civile. Sappiamo che il ritorno alla normalità non sarà da domenica, ma è il segnale comunque importante attraverso l'aggregazione, quindi quel passo in avanti a ricondurci a quella che era una vita abituale. A volere questa manifestazione il Panathlon Club di Venezia, presieduto da Giuseppe Zambon. Aspettavamo tutti, non solo noi ovviamente, questa rinascita della città, questa presa di possesso delle acque da parte dei cittadini veneziani. A mezzogiorno l'ingresso in Rio di Canareggio con il corteo che farà un secondo alzaremi davanti alla casa di riposo San Giobbe per salutare gli ospiti. L'arrivo di fronte alla chiesa della Madonna della Salute è previsto entro le 12:50. Durante il tragitto il coro della Fenice, posizionato sulla scalinata della Basilica, eseguirà alcuni brani. È tutto, grazie per averci seguito. Io vi lascio alle previsioni del tempo per domani, vi auguro una buona domenica, arrivederci. Bentrovati al meteo. L'alta pressione delle Azzorre accarezza il nostro territorio, ecco che ci attende una domenica tipicamente estiva. Il dettaglio dunque del 21 giugno. Sul Veneto sarà una bellissima giornata di sole, su tutta la nostra regione infatti sarà asciutto e stabile, il cielo sarà al massimo velato. Non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Temperature in aumento, ma comunque sempre nella media stagionale, minime tra i 15 e i 19 gradi, massime invece tra i 26 e i 30 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui bel tempo con cielo sereno e senza precipitazioni associate. Temperature minime fino a 18 gradi, massime sui 27 gradi. Non cambia di molto la situazione anche sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà una splendida giornata caratterizzata dalla presenza del sole, solo con qualche annuvolamento ma del tutto innocuo. Temperature minime sui 15-16 gradi, massime invece fino ai 27 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3.